Quando ho letto le domande che raccontavano un po' la sessione pomeridiana, quindi che ho riportato qua, mi sono un po' spaventato, nel senso che il tema è enorme, gli interrogativi erano molteplici, tutti molto interessanti, quindi come sempre poi quando si preparano le presentazioni è anche un'occasione per fare mente locale su quello che si sta facendo, no? E provare a dargli un ordine perché possa essere utile anche a chi lo si racconta. E ho provato a estrapolare dalle varie domande che anche Sara ci ha esplicitato poco fa alcuni quesiti che mi hanno, diciamo, sollecitato alcune riflessioni sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto all'interno della cooperativa e nel territorio che abitiamo. Quindi li ho riportati qui perché sono, secondo me, le domande a cui cercherò di rispondere, non in termini assoluti, quindi non ho minimamente la velleità di fornire risposte di sistema generali che valgano per tutti, ma sono risposte che derivano un po' dall'esperienza che abbiamo fatto, da studi, da una formazione, anche da una passione sui modelli organizzativi, coniugata con la realtà nella quale ho la fortuna di lavorare. Quindi il tema della motivazione, la soddisfazione, il buon lavoro e anche quali sfide, cioè quali sono le sfide che secondo me, secondo la mia esperienza, dobbiamo porci per continuare a sostenere il benessere dei propri lavoratori. Non voglio annoiarvi con chi siamo e quant'altro, però due note di contesto, nel senso che il contesto per me è un po' il terreno, no? È un po' come se fosse il terreno da cui prendono vita le piante, quindi i lavoratori, la motivazione, quindi senza quella fotografia si rischia di essere un po' generici. Quindi siamo una cooperativa sociale di tipo B, Cauto ha circa 25 anni di vita, siamo oggi circa 480 lavoratori, di cui 150 soci, no, non è un di cui perché ci sono anche volontari, una percentuale di inserimento lavorativo calcolata secondo la 381 quasi al 44%, facciamo tante cose varie e collocate in luoghi fisici diversi, quindi non abitiamo un unico spazio fisico e non facciamo un'unica attività, ne facciamo tante diverse, non è né un bene né un male, ma è appunto una fotografia. Il contesto, secondo me, va rappresentato in termini fotografici ma anche evolutivi, nel senso che le cose che stiamo facendo e che faremo dipendono molto anche da dove veniamo e dalla storia che abbiamo avuto. Ho provato a riassumerlo, non l'avevo mai fatto, quindi grazie perché il fatto di venire qui mi ha obbligato a provare a sistematizzare alcune cose. Ho provato a ripercorrere gli ultimi 8 anni mettendo un po' di informazioni che secondo me potevano essere significative. Quindi sulla prima riga i lavoratori, quindi vedete la progressione, se io penso alla dimensione di una piccola media impresa bresciana, che è il territorio nel quale noi operiamo, ogni anno di fatto siamo cresciuti quasi di una PMI bresciana. La struttura organizzativa è cambiata, non credo di dire nulla di nuovo, però venivamo da una storia con un CDA storico costituito dai fondatori, gli dei dell'Olimpo, venerati e quant'altro, che facevano tutto, ruolo politico, ruolo strategico, ruolo operativo, venivamo da lì con una cultura organizzativa molto basata sul fare e sul fare intendo dire sul fare bene, quindi una grande laboriosità, non per niente cauto è l'acronimo di cantiere, autolimitazione, ma di cantiere, quindi la laboriosità è stato un elemento da sempre connotativo e con innovazione, nel senso che Cauto ha sempre progettato servizi ecologico-ambientali, che è l'ambito nel quale noi operiamo, devo dire innovativi da sempre. A un certo punto i consiglieri storici si sono massacrati, quindi spaccatura e quindi dinamiche relazionali, beh, anche questo credo sia comune a centinaia di cooperative, e quindi si è detto creiamo una direzione. Da un lato perché c'era questa spaccatura e quindi quel gruppo molto coeso che aveva portato avanti la cooperativa non funzionava più, dall'altro perché i numeri non consentivano più la presenza di un solo organo che come dire, traducesse e lavorasse sul tema politico, strategico e operativo e quindi c'era bisogno un po' di separare questi due ambiti. Però per 3 anni, quindi dal 2013 al 2015, è nata una direzione ma senza deleghe formali e senza che venissero definiti gli ambiti. Quindi oggi la definisco una fase di transizione, analizzandola a posteriori, ma anche di grande sofferenza.
E lì questa direzione, senza poteri formali, senza delega, ha iniziato a ragionare non solo sul fare, che veniva anche dal passato, ma anche sul far sapere, quindi sul provare anche a comunicare. E quindi, non so, stamattina Elisa Kiev parlava del brand, si è detto ma facciamoci riconoscere, abbiamo iniziato a fare questi tipi di ragionamenti. Sia la storia che questi 3 anni sono sempre stati però molto concentrati su una focalizzazione sul governo, cioè su proprio l'organigramma, le cose, anche con tutti i limiti, ma lì non si era tanto sui processi, sui metodi, sugli scambi. Nel 2016 finalmente si è passati ad una struttura che è quella attuale, in cui è presente un consiglio di amministrazione politico, un direttore generale e un comitato direttivo, perché noi dobbiamo chiamarli comitati, perché altrimenti sembra che non si sia democratici, comunque una direzione sostanzialmente, che ha al proprio interno dei direttori d'area, quindi un organigramma assolutamente tradizionale di una qualunque impresa, e non mi sconvolgo a dirlo perché secondo me la vera differenza è come poi quell'organigramma prende vita, non che nomi si danno alle cose. Con delle deleghe formali, quindi con un processo di delega formale, riconosciuto, esplicito, diffuso, e con una ridefinizione chiara di compiti, ambiti di azione, obiettivi, in cui si è iniziato a ragionare, e questo lo fotografo a posteriori, anche sul tema non solo del fare, non solo del far sapere, ma anche del saper fare, e quindi pianifichiamo, guardiamo un orizzonte di lungo periodo, scegliamo cosa facciamo e cosa non facciamo, perché non sono sempre tutti i treni che passano quelli da cogliere, e soprattutto anche sul far fare, e quindi sui processi di delega interna strutturati, sul coinvolgimento e sulla partecipazione. 2 note. Nel 2013 nasce anche formalmente all'interno della rete Cauto un ufficio comunicazione e si ragiona sulla centralizzazione, sulla gestione integrata dei dati. Anche qui è un fatto, secondo me ha un senso interessante. Il pilastro, diciamo, che oggi c'è, che negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, è proprio il pilastro, è il tema del far sentire il lavoratore parte di, far sentire ciascuno di noi, ciascun lavoratore della cooperativa, parte di quella roba lì. Questo è proprio quello su cui stiamo lavorando e su tutte le declinazioni possibili, cioè quindi non tanto ragionare non solo sugli strumenti, ma sul dire ogni lavoratore deve sentirsi parte di questa cosa qui, anche se non è socio, cioè un qualunque lavoratore deve sentirsi coinvolto, sentirsi partecipe di questa realtà. Ma non ci siamo arrivati così, cioè non è stata una rivelazione, come qualcuno ha detto, lo dicono tutti peraltro, ci sono pieni libri che dicono che la partecipazione è importante. Ci siamo arrivati. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati partendo dalla comunicazione. Crescendo numericamente, quindi diventando grande il numero, lavorando in luoghi distanti, facendo tante cose diverse, la comunicazione per osmosi, tipica del passato, quindi questa era la prima sede della cooperativa, una cascina, quindi tutti erano lì, si ritrovavano lì, cenavano lì, pranzavano lì, quindi c'era una comunicazione davvero che cioè non era gestita, non era, avveniva, no? Ecco. Anche a volte strumentalizzata, perché poi l'informazione e la comunicazione crea anche poteri interni alla cooperativa, però c'era, la gente sentiva di sapere, no? Cioè io so quello che succede tutti i giorni. A un certo punto ci siamo ritrovati che noi avevamo dei colleghi che andavano in un centro commerciale, vedevano che c'era lì il nostro press container e diceva cavolo, cioè io che lavoro in Cauto da 20 anni non so che stiamo lavorando lì. La cooperativa non è più quella di una volta, stiamo diventando un'impresa, tutte queste cose qua. E quindi ci dicevamo, come facciamo, no? Posto che non lo possiamo più fare come prima, perché non siamo in cascina, non siamo quelli di prima, siamo tanti, come facciamo? E ci siamo molto orientati, torno all'evoluzione, nei 3 anni 2013-2015, quindi non delega formale, transizione e quant'altro, ci siamo molto focalizzati sugli strumenti. Quindi dobbiamo trovare strumenti di comunicazione e quindi abbiamo iniziato a lavorare su solite cose probabilmente, la comunicazione attraverso un giornalino interno, la newsletter, delle mail sui cambiamenti organizzativi, che erano per esempio
una grande innovazione interna, cioè comunicare a tutti i lavoratori qual era l'organico di un settore, perché c'era stato un cambiamento, quali erano gli obiettivi, ci sembrava già tanto, perché prima tutte queste cose qui erano solo nella testa, nelle braccia, nella pancia del Consiglio di amministrazione. No? Il fatto di condividere con tutti che c'era un coordinatore nuovo lì, perché quel settore lì aveva un obiettivo, aveva una sfida, ci sembrava di dire tanto, no? Abbiamo creato delle bacheche, insomma, tutta una serie di strumenti che però, e questo lo dico sempre a posteriori, avevano un limite grosso, cioè creavano sicuramente una comunicazione diretta, ti scrivo, ma erano unidirezionali, cioè comunque c'era qualcuno che diceva a qualcun altro. E questa cosa ha sicuramente generato, ma non ha risposto al sentirsi parte di. Cioè quando si diceva comunico, ti dico tutto, no? Quindi ti senti parte, sì, un po' di più, però apprezzo lo sforzo, ma fino ad arrivare negli ultimi anni in cui in realtà la comunicazione non si è più ragionata in tema di strumenti, ma di percorsi, di processi. E siamo arrivati a dirci che il miglior modo per comunicare in realtà è quello di costruire dei processi di coinvolgimento e di partecipazione interna su degli oggetti di lavoro, quindi prendere delle decisioni insieme, perché nel prendere quelle decisioni condividi degli elementi di contesto del tema, del perimetro di azione, dici chi sei, condividi dei pezzi di informazioni che ha l'impiegato amministrativo con il coordinatore delle raccolte, il responsabile del personale con il caposquadra, perché devi fare squadra, no? E quindi ti metti in un tavolo il sapere. E quindi la comunicazione diventa un effetto indiretto, non è che io ti incontro per dirti delle cose, ma ci incontriamo per lavorare insieme su un oggetto di lavoro. Però per lavorare insieme ci diciamo anche delle cose e scopriamo delle cose insieme e soprattutto la comunicazione diventa un oggetto bidirezionale, per cui guarda te che anche il caposquadra delle raccolte, quando incontra il responsabile delle risorse umane su un oggetto di lavoro, gli racconta qual è la sua visione e magari la sua e quella dei suoi colleghi su quel tema lì, cosa che magari prima non avveniva. E quindi siamo arrivati al sentirsi parte al coinvolgimento, io lavoratore mi sento che posso, no, incidere su questa realtà attraverso un ragionamento sulla comunicazione interna, davvero imparando anche molto dagli errori che facevamo. E quindi da lì, da questa cosa, abbiamo iniziato a provarla e abbiamo creato alcuni cantieri interni. Non so alcuni titoli, ma alcuni sono molto operativi, altri meno, ma cantieri davvero così, in cui abbiamo individuato degli oggetti di lavoro di cui la cooperativa aveva bisogno. Cioè, noi avevamo i dispositivi di protezione individuale, lì i lavoratori si lamentavano perché le scarpe erano scomode e ci diciamo cosa facciamo, e c'era il responsabile ufficio acquisto che le sceglieva, e a un certo punto ci si dice, ma perché li scegli tu che non li metti? Proviamo a capire se riusciamo a creare un minimo di percorso semplice perché siano le persone che utilizzano quelle scarpe a dire quali scarpe comprare, tenendo conto di alcune variabili che non sono solo la comodità, ma anche il costo, l'economia di scala e quant'altro. Per esempio c'erano i lavoratori, abbiamo iniziato a lavorare di notte e quindi c'erano i lavoratori notturni che si sentivano un po' staccati dalla cooperativa perché loro operavano in orari in cui, diciamo, la maggior parte dei colleghi non c'era e quindi dicevano io mi sento un po' sfilacciato quando vengo io, di fatto la maggior parte della cooperativa non c'è. E quindi la domanda era come facciamo a farli sentire attaccati, no? E quindi lì il responsabile di risorse umane che ha iniziato a pensare facciamo delle rotazioni di turno e ci siamo detti ma perché lo pensiamo noi? Quindi erano risposte che volevamo dare davvero, di cui avevamo bisogno. E quindi è stato anche comodo per la cooperativa costruire questi percorsi perché abbiamo ottenuto delle risposte che ci servivano. Però coinvolgendo i colleghi e soprattutto facendo in modo che le informazioni relative alla cooperativa girassero. E quindi ne abbiamo creati diversi. Abbiamo creato diversi progetti che si sono svolti negli ultimi 3 anni, direi. 2 li mi focalizzo, uno velocissimamente, uno strumento di benvenuto, quindi avevamo il problema che i lavoratori che arrivavano in cooperativa non capivano, cioè dicevano, io qua, cioè siete tanti, io non
capisco, cioè i nomi non me li ricordo perché sono troppi, sono tantissimi settori, vengo bombardato di informazioni, ho bisogno di una mappa di orientamento e quindi abbiamo provato a coinvolgere alcuni lavoratori neoassunti e a chiedergli aiutaci, cioè aiutaci a rendere la vita più facile alle persone che verranno dopo. E quindi abbiamo creato questo strumento che in realtà hanno creato loro, supportati da chi aveva competenze di comunicazione e quant'altro. Tutte le illustrazioni le ha fatte un collega di un settore e i contenuti sono stati un po' messi a fattor comune da questi colleghi neoassunti che avevano vissuto questa esperienza. Questi colleghi sono quelli che l'hanno distribuito a 480 lavoratori. Cioè, quindi non è che il responsabile delle risorse umane a un certo punto è andato e ha detto guarda che ti do. No, questi qua che l'hanno creato abbiamo detto vabbè ma distribuitelo voi. E l'abbiamo distribuito anche a tutti i lavoratori, anche a quelli che erano lì da 20 anni. Perché lì si riassumeva un po', no? La cooperativa era stata anche l'occasione per fare ordine. Ma farlo distribuire a loro, l'ha fatto sentire come roba loro. Se uno dei colleghi che l'ha realizzato sente una critica su quello strumento, non c'è bisogno più che intervenga il responsabile o il responsabile delle risorse umane. È lui che dice, ma cosa stai dicendo? Se un collega dice, la cooperativa però non ha messo dentro il tema IPSE, la cooperativa, il collega dice, ma guarda che non l'abbiamo messo dentro perché ci abbiamo ragionato, che cazzo dici? Non c'è più l'intervento verticistico che bisogna... No, è una corresponsabilità diventa. Chiaro che se ne fa uno non serve a niente, se se ne fanno tanti, uno che coinvolge 10, uno 20, uno 30, 480 lavoratori sono tanti, però iniziamo ad averne un po'. Per esempio un altro progetto interessante è stato quello sulla soddisfazione. Questo è stato un progetto che ha coinvolto tanti lavoratori, una cinquantina, perché bisognava fare questo questionario dell'etica sulla soddisfazione, quindi i lavoratori dovevano dire come stavano. E noi ci siamo detti, scriviamo le domande e cerchiamo di capire quali sono le domande che ci aiutano a comprendere se i nostri lavoratori sono soddisfatti o no. E poi ci siamo detti, ma cosa vuol dire per un nostro lavoratore essere soddisfatto? Cioè, lo decido io? Quali sono le variabili o le domande che devo fare? Oppure forse devo chiedere dobbiamo chiedere a tutti noi, anche a noi stessi, cosa per noi è fondamentale per la soddisfazione. E quindi abbiamo creato questo progetto che è durato tantissimo, troppo forse, perché è stato un crescendo di pezzi, però in cui il punto di partenza è la smettiamo di dirci noi del consiglio di amministrazione, della direzione, quali sono le variabili che per il nostro lavoratore incidono sulla sua soddisfazione, lo chiediamo a lui. E abbiamo provato, quindi abbiamo creato una fase di riflessione sul concetto di benessere e di soddisfazione, abbiamo fatto creare un questionario che indagasse quelle variabili lì, abbiamo elaborato, quindi niente di trascendentale. E poi una volta che abbiamo elaborato i dati abbiamo creato dei focus group con altri lavoratori in cui gli abbiamo detto ok, queste sono delle variabili, queste sono le variabili che abbiamo indagato. Quelle più critiche ci aiuti a capire cosa potremmo fare come cooperativa per migliorare la soddisfazione. Ma l'abbiamo chiesto a dei gruppi di lavoratori, coordinati e quant'altro, però lavorando con loro. E alla fine ne sono uscite, vado per non allungare troppo i tempi, ne è uscito un piano di azione. Quindi sono state identificate 9 macroazioni con dei sottosistemi, in un orizzonte temporale fino al terzo trimestre 2020 che sono state presentate in un incontro plenario a tutti i lavoratori, in termini di chi voleva partecipare ovviamente, c'è stata una grossa partecipazione, la cooperativa ha detto questo è stato il percorso, questo è quello che ci impegneremo a fare, questi sono i tempi ed è un impegno che noi ci siamo presi. E significa dire che facciamo delle cose e non altre, e significa che le cose che non facciamo spesso sono i lavoratori che hanno preso parte a questo percorso a spiegare agli altri perché non vengono fatte, perché loro per primi hanno scelto, no? O sono state dentro dei processi che li hanno portati a scegliere. E allora, e concludo, mi chiedo che cosa abbiamo imparato da tutto questo e quali sono le sfide. Ecco, una delle cose che
Sento di dire che quando si parla di coinvolgimento, soddisfazione, sentirsi parte di, per quello che ho vissuto, non si tratta tanto di individuare dei percorsi pazzeschi, quindi dire oddio deve essere una roba super innovativa, che non ha mai fatto nessuno. Ma prima bisogna capire se ci sono le condizioni perché quello avvenga. Cioè se esistono, se noi stiamo creando le condizioni perché esistano dei processi di coinvolgimento e di partecipazione. Cioè, la legittimazione dei ruoli, la chiarezza della struttura di governo, della governance in termini più ampi, sono una condizione necessaria. Pensare di creare processi di partecipazione e coinvolgimento reali, senza dare la possibilità alle persone di capire chi sono nell'organizzazione, che ruolo occupano, quali sono le interazioni con gli altri ruoli, secondo me è un'utopia. Perché il singolo si esprime, perché l'organizzazione lo faccia, questo è un presupposto. Non è sufficiente, però è necessario. Ed è inutile pensare ai processi partecipativi di coinvolgimento più strabilianti del mondo se non siamo disposti a chiederci se i ruoli, se il governo, se mettiamo le persone nella condizione di capire che ruolo occupano all'interno dell'organizzazione e qual è la loro relazione con gli altri ruoli. La delega è un incentivo, senza dubbio, e quindi la costruzione di processi di delega interni è un incentivo alla partecipazione e coinvolgimento, perché non devo fare tutto io, non devo rispondere a tutto io, non ce la faccio a fare tutto io, la consapevolezza che non posso fare tutto io e quindi chiedo a dei lavoratori di fare questo pezzo al mio posto è sicuramente un incentivo. Il terzo tema è se io sono disposto a considerare l'informazione non una forma di potere, ma una patrimonializzazione, un elemento che non appartiene a me ma all'organizzazione, cioè se sono disposto a creare dei meccanismi di patrimonializzazione dei contenuti e delle informazioni, che passano attraverso gli strumenti gestionali integrati, ma non solo, passano innanzitutto attraverso una cultura organizzativa in cui quella roba lì non è mia, e se non è mia è di tutti e quindi la condivido e quindi abbatto le asimmetrie informative. Se non lo faccio, faccio dei processi partecipativi, per quella che è la mia esperienza, falsi, perché non metto nelle condizioni le persone di esprimersi davvero. Ed ultimo, che ha aiutato, questo è stato un elemento di facilitazione, i criteri di selezione. Cioè, inizialmente Cauto prediligeva l'assunzione di persone che provenivano dal mondo associazionismo, no profit, terzo settore, perché sì, viene da quel mondo lì, insomma è simile a noi. Ecco, a un certo punto abbiamo detto anche basta, va bene che venga gente che non ne sa nulla, perché si innamora anche di più di chi proviene da quel mondo e se tu hai dentro nella tua organizzazione tante esperienze, tante storie, i meccanismi partecipativi sono un modo per far esprimere quelle teste e quelle storie lì. E quindi l'eterogeneità interna, secondo me, facilita il processo partecipativo perché o hai del potenziale che non ti interessa raccogliere, ma allora c'è un altro problema, oppure se ti interessa raccoglierlo cerchi di trovare dei modi perché tutti possano dire qualcosa perché pensi che sia interessante. E quindi un po' quello che mi sono portato a casa è che la vera sfida non è trovare il processo partecipativo più entusiasmante, ma è quello di chiederci se nelle nostre organizzazioni ci sono le condizioni necessarie per crearli, perché poi i processi partecipativi vengono e ognuno li crea su misura, ma sono vuoti se non si basano su dei presupposti, secondo me, reali.